È ancora abbastanza presto forse per dare dei giudizi finali, comunque già in base ai primi dati si possono fare delle considerazioni. Per quanto riguarda l'Italia dei Valori, come sta andando? Ecco, noi siamo soddisfatti dell'andamento dei primi risultati che abbiamo letto proprio adesso in computer e siamo contenti che siamo dal 6 al 7%, quindi la nostra previsione era proprio dal 6 minimo fino all'8%, quindi noi abbiamo in media finora circa il 6,90% e questo è importante perché ci porta ad essere il secondo partito del centro-sinistra nel Comune di Venezia e quindi siamo abbastanza fiduciosi che domani con i risultati del Comune dovremo ribadire questo risultato perché abbiamo una squadra molto importante e una squadra che è sentita e ha fatto una buona campagna elettorale nel Comune di Venezia e dovremo arrivare a questo dato. Io spero che arriviamo al 7% che è un buon traguardo per l'Italia dei Valori, tenendo conto che noi siamo partiti dal 3,5-4%, quindi raddoppiamo la nostra presenza, quindi è un buon traguardo che stiamo raggiungendo. C'è stato però un calo di votanti, soprattutto nelle zone in cui di solito prevale il centro-sinistra qui a Venezia. Questo fatto potrebbe essere negativo per l'esito finale della lotta, diciamo, del testa a testa tra Orsoni e Brunetta, secondo lei? Sì, siamo preoccupati perché questo calo è avvenuto in tutto quanto nei risultati che abbiamo letto, però non sappiamo dire se è il centrodestra o il centrosinistra, in alcune zone è il centrosinistra, però sappiamo che ormai non esiste più aree di centrosinistra e aree di centrodestra, quindi è un calo, però dobbiamo dire che è un calo che riguarda un po' tutta l'Europa. Solo l'Italia aveva delle forti presenze nelle votazioni che superavano il 60%. In tutta l'Europa, vediamo la Francia, la Germania, l'Inghilterra, è sempre sul 50%, quindi è finito il tempo delle ideologie, dei contrasti e le persone per andare a votare devono essere motivate ed il voto è una cosa seria, cioè uno lavora tutto l'anno, tutti i 5 anni per seminare e per poi raccogliere, non può raccogliere alla fine, quindi il nostro lavoro Italia dei Valori è quello che ha seminato in questi 5 anni e stiamo raccogliendo una realtà e stiamo raccogliendo dei risultati molto buoni.